Lo scorso dicembre a Cagliari abbiamo convocato gli Stati Generali del Turismo, hanno partecipato 500 operatori e abbiamo comunicato loro e concordato con loro che l'offerta turistica della regione deve stare tutta dentro un piano strategico triennale che deve essere condiviso, rispetto al quale le scelte devono essere fatte dentro una cabina di regia che sia in grado di fare il monitoraggio generale del comparto e delle azioni musicali. Questo monitoraggio va ovviamente attraverso l'individuazione delle scelte strategiche che passano dall'adeguamento delle strutture ricettive ai piani di potenziamento alle iniziative promozionali. Voglio ricordare sul fronte del potenziamento che ci sono importanti progetti che vanno dal golf alla portualità turistica, alla nautica e che consentiranno di attivare un processo che noi riteniamo possa dare un risultato di 500.000 presenze in più all'anno con una permanenza di 5 giorni, che significa innalzare dell'1% annuo il contributo di questo settore al PIL regionale, per passare nel giro di 3 anni dall'8 all'11%. Abbiamo un altro tema che è importante, che è strategico e che parte proprio dall'ambiente e dalla difesa e tutela dello stesso, ed è la questione di sempre, quello relativo al PPR e quello relativo all'edilizia. Noi continuiamo a sostenere che si può fare sviluppo con rispetto dell'ambiente, anzi si deve fare con rispetto all'ambiente, le due cose non sono affatto antitetiche, ma al contrario. La Commissione consiliare sta già lavorando alla revisione del piano paesaggistico regionale e sta lavorando alla fase 2 del piano casa, uno strumento che richiede alcune modifiche per poter consentire ad alcuni comparti di poter essere operativi nell'utilizzo dello strumento. Mi riferisco agli edifici di uso produttivo turistico, per esempio, ma è uno strumento che già ha dato e sta dando i primi segnali che cominciano ad arrivare adesso, con oltre 5.000 domande di accesso ai benefici che comportano evidentemente altrettanti risultati in termini di occupazione, altrettanti risultati in termini di infrastrutturazione del comparto dell'edilizia turistica. Vorrei chiudere queste brevi riflessioni ricordando che il 2011 è l'anno del 150° dell'Unità d'Italia. È una Unità d'Italia che credo sia necessario una celebrazione, un momento, un anniversario che è necessario cogliere per ritrovare i valori più veri che hanno portato a quell'Unità d'Italia. Un processo nel quale la Sardegna ha svolto un ruolo importante, decisivo, e in nome del quale chiede anche di poter svolgere oggi un ruolo importante e decisivo nell'interesse del Paese. Un Paese che ha da poco superato una crisi politica e che consente di poter dire che adesso è il momento della responsabilità, il momento della stabilità, il momento della coesione. E quindi l'auspicio è che si possa far prevalere la ragione sui personalismi politici, che si possa scongiurare il rischio di elezioni anticipate e che si possa lavorare per la stabilità del Paese. Il Paese non si può permettere questo rischio, ha bisogno di quella coesione che consente di far mantenere alto il nome dell'Italia in Europa, nel mondo, e altrettanto abbiamo bisogno di Sardegna. Noi possiamo dare il nostro contributo e abbiamo necessità anche noi di coesione, di responsabilità. Abbiamo bisogno di trovare le ragioni che uniscono anziché quelle che dividono. Allora io comprendo le necessità della politica, le esigenze dell'opposizione, le rispetto, credo però, è l'auspicio che faccio, l'invito, un augurio per quest'anno che arriva, un anno che ci aspetta con appuntamenti importanti, è quello di poter avere una convergenza di intenti sulle sfide più importanti. Tra queste certamente anche quello della riforma. Allora l'augurio per questa classe politica è che possa rappresentare al meglio una democrazia matura e complessa, mettendoci naturalmente tutti gli impegni possibili.